trattati. Si accenderà questo nuovo rapporto tra città e campagna, forse ne avete sentito parlare, avrete delle indicazioni e delle linee che possono fornirvi una guida per mettere insieme magari conoscenze che abbiamo anche di tipo disordinato, raccolto con la nostra attività o magari con la nostra curiosità. Si parlerà di buone pratiche tenendo conto di vari aspetti. Una delle chiavi di lettura può essere la multifunzionalità, o si parleranno di diciamo, concetti che magari avete sentito e di cui avete delle notizie in vario grado strutturate, ad esempio gli alberghi diffusi o l'agricoltura a distanza, l'agricoltura periurbana, la multifunzionalità in agricoltura o anche conoscenze mutuate dalla nuova PAC. Allora invito la professoressa Reo. C'è proprio bisogno del microfono? O la mia voce è forte e chiara? Solamente un microfono per la registrazione. Sente lo stesso. Dunque, cercherò effettivamente di fare quello che mi hanno prescritto di fare, quindi di stare comunque nei 30 minuti, e quindi andrò abbastanza rapidamente e poi magari una serie di questioni li riprendiamo come vorrei appunto introdurre questo mio intervento, ma anche l'intervento del collega Varotto, soffermandomi un attimo sul titolo che abbiamo dato a questi nostri interventi di oggi, che vorrebbero essere coordinati, speriamo che lo siano. Abbiamo parlato di patto città-campagna, come si parla? Una freccia. E non di semplice rapporto città-campagna. In alcuni studi che sono stati fatti di recente, per esempio dall'OCSE, si parla di partnership città-campagna. Ci sono tutta una serie di documenti pubblicati di recente che parlano appunto in termini di partnership città-campagna. Però noi invece abbiamo scelto il termine patto. Perché? Perché ci sembra in questo momento forse quello più appropriato a descrivere quello che sta succedendo tra città e campagna. E che cosa sta appunto succedendo? In realtà siamo di fronte a tutta una serie di processi che in parte nascono dalla campagna, in parte nascono dalla città e che evidenziano un mescolamento di attori, un mescolamento di istanze, una condivisione di valori che appunto ci fa parlare di patto, di strategie in qualche modo comuni rispetto a quello che avveniva in passato, in cui la città consumava i prodotti della campagna e in qualche modo si poteva parlare di un semplice flusso di merci, di beni, di persone, più che di una strategia comune, un disegno comune per la città e per la campagna. Bene, quali sono appunto questi processi che sono in atto? Alcuni processi partono come naturale dall'agricoltura e in particolar modo dalle politiche comunitarie, e le parole chiave che in qualche modo vengono a caratterizzare questi processi sono diversificazione delle attività aziendali e multifunzionalità dell'agricoltura, su cui fra breve ci soffermeremo. Dalla parte invece dell'urbano, della città, assistiamo a tutta una serie di altri processi che in qualche modo presentano una nuova domanda di stili di vita, nuovi modelli di consumo e soprattutto, come vedremo, forse anche l'emergere di una sorta di responsabilizzazione verso quello che sta fuori della città, verso la campagna, che in qualche modo viene riconosciuto come un bene che appartiene a tutti e la cui in qualche modo conservazione diventa fondamentale. Che è successo? Bene. Dicevo prima, per quel che riguarda la campagna, le due parole chiave che in qualche modo contraddistinguono le politiche comunitarie di cui il dottor De Gobbi vi ha già parlato 15 giorni fa sono diversificazione delle attività aziendali e multifunzionalità dell'agricoltura. Quindi in qualche modo quello che sta succedendo in campagna
crea una nuova offerta per la città e risponde a quella che in qualche modo è una domanda di questi nuovi stili che stanno maturando nella città, quindi nuove opportunità per la popolazione urbana. Perché ho fatto questa distinzione tra le due parole? Perché secondo me le due parole chiave, diversificazione dell'attività agricola e multifunzionalità dell'agricoltura, in realtà sono due parole molto ma molto vicine, però se andiamo un po' a leggere sui loro significati possono avere dei concetti dietro che in qualche modo sono differenti. Secondo me, ma secondo molti altri, quando parliamo di diversificazione delle attività agricole e quindi tutti quei progetti, quelle azioni che in qualche modo 15 giorni fa sono state mostrate, stiamo comunque in un approccio delle politiche agrarie che possiamo definire un approccio tattico, in qualche modo anche l'Ocse lo definisce in questa maniera. Perché tattico? Perché in qualche modo la diversificazione delle attività all'interno delle aziende agricole risponde ad una esigenza di riposizionamento dell'agricoltura e degli agricoltori sul mercato. Accanto alle politiche sulla qualità dei prodotti, la diversificazione appunto delle attività può essere una delle condizioni importanti per raggiungere un reddito comparabile con quello degli altri settori. Quindi una via di uscita, una via di salvezza per tanti piccoli agricoltori, ma non solo tanti piccoli agricoltori che in qualche modo devono superare un periodo di crisi che ormai diventa molto lungo rispetto alla globalizzazione, eccetera, eccetera. Quando parliamo invece di multifunzionalità dell'agricoltura, in qualche modo stiamo mettendo l'accento su quello che può essere definito l'atteggiamento strategico delle politiche comunitarie. Vale a dire, in realtà non stiamo guardando semplicemente al riposizionamento del settore e delle aziende, ma stiamo effettivamente andando a guardare a tutte quelle funzioni che l'agricoltura può svolgere nella società. E quindi non solo la funzione produttiva di beni alimentari e non, ma anche la funzione ricreativa, la funzione ambientale, pensiamo alla difesa del suolo, oggi al ruolo che può avere l'agricoltura nella mitigazione del cambiamento climatico e l'agricoltura nella sua funzione sociale, quindi produttrice di tutta una serie di servizi che molto spesso altre politiche non riescono in qualche modo a soddisfare. Quindi dalla parte della campagna giochiamo su queste due parole chiave. Le politiche comunitarie, come vi è stato già evidenziato, in qualche modo mostrano queste due facce della stessa medaglia. Perché è importante ragionare sulla multifunzionalità dell'agricoltura e non solo sulla diversificazione delle attività all'interno delle aziende agricole, perché la diversificazione delle attività all'interno delle aziende agricole è una condizione necessaria per realizzare la multifunzionalità, però non è una condizione sufficiente, perché come ben sappiamo tutta una serie di funzioni ambientali, ricreative, anche sociali si realizzano, hanno effettivamente un'efficacia se non sono degli interventi spot, se sono inseriti in un sistema di interventi, in una rete di interventi, se c'è molto spesso contiguità tra un intervento e l'altro. Quindi in qualche modo dobbiamo legare a queste due parole chiave, diversificazione e multifunzionalità, un'altra parola chiave importante, che è quella del far rete, dell'integrazione fra attori, dell'integrazione fra anche spazi in qualche modo. Qualche esempio può forse spiegare meglio il concetto che sto cercando di introdurre. Pensiamo per esempio alla funzione ambientale dell'agricoltura, al contributo che l'agricoltura può dare nella costruzione della rete ecologica. Ebbene, se noi abbiamo tutta una serie di interventi molto spot, è evidente che l'efficacia di questi interventi è molto ma molto più limitata,
ma in particolar modo se vogliamo andare a evidenziare il ruolo che l'agricoltura ha nella definizione del paesaggio agrario, è evidente che un intervento spot non fa paesaggio da solo. Quindi è fondamentale legare nelle politiche agrarie al tema della diversificazione, quello della multifunzionalità e quella dell'integrazione degli interventi, e questo è evidente anche a livello economico. I vari percorsi, gli itinerari che ormai fioriscono un po' in tutte quante le regioni italiane sono una manifestazione evidente di una politica che per essere efficace deve in qualche modo fare sua la parola integrazione. E l'altro elemento che in qualche modo caratterizza questa integrazione è l'integrazione fra le politiche. Quindi abbiamo da una parte le politiche agrarie, dall'altra parte una domanda urbana, ma poi tutta una serie di pratiche che si sviluppano a livello urbano che bisogna decidere che cosa facciamo di queste pratiche. Il mondo agricolo vuole rimanere in qualche modo a guardare e a produrre la sua offerta, mentre a livello urbano si producono tutta una serie di iniziative e di processi molto interessanti. L'integrazione fra questi due mondi, un patto fra questi due mondi e fra queste politiche diventa estremamente importante. Il concetto di multifunzionalità che nasce con l'agricoltura in realtà è un concetto di cui si stanno appropriando le pratiche urbane che guardano alla campagna, e quindi effettivamente nelle azioni, nelle pratiche che andremo in qualche modo a vedere noteremo appunto una strategia che generalmente ha come sottofondo l'idea appunto della realizzazione di servizi con un carattere multifunzionale. Bene, proviamo a guardare una serie di pratiche che in qualche modo stanno fiorendo partendo dall'urbano. Quindi lascio da una parte la campagna e mi soffermo più che altro sui processi che partono dall'urbano. Sono processi abbastanza interessanti e innovativi, pratiche che potremmo in qualche modo cominciare a classificare, perché ci sono tanti studi che raccontano di buone pratiche, però forse dobbiamo fare un po' una riflessione e sistematizzare tutto questo materiale che abbiamo a disposizione. E questa pseudo classificazione la possiamo fare rispetto ai luoghi e agli attori che vengono coinvolti, alle valenze che esprimono, alla complessità dei fenomeni di integrazione che in qualche modo vengono ad essere manifestati. Se proviamo a fare una prima classificazione, abbiamo una serie di esperienze che sono sicuramente a livello urbano con attori urbani, altre esperienze che mescolano attori urbani e attori non urbani nelle aree periurbane, e interessanti esperienze che in qualche modo possiamo definire di agricoltura a distanza, in cui i soggetti urbani indirettamente in qualche modo partecipano a quella che è l'attività agricola. Ne parlerà più ampiamente il professor Barotto, però cominciamo a tenere presente questa classificazione in qualche modo delle prassi, delle operazioni che stanno venendo alla luce e che hanno come protagonisti essenzialmente attori urbani, quindi non agricoltori, con tutti i problemi che possono sorgere nel momento in cui appunto si tratterà di finanziare anche tutta una serie di questi interventi. Quindi in qualche modo abbiamo azioni, progetti che fanno agricoltura e progetti che adottano l'agricoltura. Qui non si legge niente, però fondamentalmente questi attori urbani che in qualche modo si rivolgono alle attività agricole hanno una serie di obiettivi, hanno una serie di finalità che sono riconducibili a tutte quelle funzioni che in qualche modo caratterizzano il concetto di multifunzionalità. La funzione terapeutica nell'agricoltura sociale, la funzione ricreativa, la funzione ambientale stessa, eccetera, eccetera. Però c'è effettivamente molto di più di quello che generalmente noi consideriamo come output, come impatto di azioni multifunzionali.
Quindi da una parte queste pratiche, sia che siano degli agricoltori, sia che siano degli attori urbani, effettivamente producono servizi ambientali, creativi, eccetera, eccetera, e questo è l'output più evidente, output che abbiamo detto si concretizza nel momento in cui la diversificazione nelle aziende agricole non è un fatto spot, nel momento in cui c'è una politica di integrazione, ma le pratiche che stanno venendo avanti, gli esempi che abbiamo potuto osservare, in effetti mostrano che appunto in questi processi che vengono avanti, anche a partire dall'urbano, c'è qualcosa di più. Che cosa in effetti emerge? In realtà queste pratiche, e lo vedremo in particolar modo nel caso per esempio degli orti urbani, stanno diventando delle pratiche generatrici di coinvolgimento. Quindi l'orto, piuttosto che un'altra azione, diventa un'attività di coesione, di integrazione di alcune fasce della popolazione locale, di educazione. Per altri versi diventano il riconoscimento e la responsabilizzazione, dicevo anche prima, verso un bene che è considerato un bene comune, un mezzo per identificarsi con la comunità locale in qualche modo, ma sempre più alcuni interventi diventano, pur essendo interventi propriamente agricoli, diventano delle pratiche di riqualificazione urbana e addirittura progetto di paesaggio all'interno della città. Oltre al fatto che ovviamente si può trattare di azioni che sono fonte di reddito e di possibile ricerca di finanziamenti. Qui ho fatto, non so disegnare, ho provato a fare una figura che comunque riassume alcune cose di cui parlerà anche il professor Barotto dopo. Ho provato a mettere su un sistema di assi cartesiani da una parte i luoghi di cui vi ho parlato prima, quindi l'agricoltura urbana, l'agricoltura periurbana, l'agricoltura in campagna, e dall'altra parte la crescente complessità e le valenze di integrazione. Quindi andando verso destra vado a sistemare tutta una serie di pratiche che sono sempre più complesse. Voglio dire, ci può essere un intervento di orto molto semplice che serve semplicemente per gli anziani, ma l'orto si può trasformare appunto, come avverrà per Milano, che vedremo fra poco, come invece un'azione di una politica molto più alta, ampia, con altre finalità, con altri coinvolgimenti. E qui abbiamo alcuni insiemi che ho provato poi a ridisegnare, quindi da una parte cose su cui non mi soffermerò perché si è soffermato anche il dottor Zedobbi la volta scorsa, l'agricoltura sociale, i farmer markets, che sono comunque azioni che hanno prevalentemente attori agricoli. Poi abbiamo un altro insieme che è prevalentemente di agricoltura urbana, con un diciamo più o meno limitato mescolamento di attori, o comunque con delle valenze che possiamo definire meno complicate, meno innovative, e in questo caso abbiamo appunto i gruppi di acquisto solidario, gli orti urbani, almeno nella prima versione, gli esempi di agricivismo e poi appunto delle iniziative che in qualche modo sono delle operazioni di approvvigionamento della città basate su delle cooperative agricole. Più in alto ci sono le cose diciamo più evolute dal punto di vista della costruzione delle politiche. Ci sono le pratiche di custodia e le pratiche di adozione di cui parlerà appunto il professor Barotto, e ho provato a mettere con le frecce tutta una serie di esempi che in qualche modo possiamo già studiare e possiamo in qualche modo approfondire. Mentre nella parte di mezzo ci sono i parchi agricoli e le strategie urbane del cibo, che comunque sono iniziative che partono dall'ambiente urbano, l'ambiente periurbano, però presentano ormai dei livelli di complessità, e per complessità intendo il coinvolgimento di più attori e degli esiti che sono anche al di là di quelli che sono inizialmente previsti, c'è quindi un'attivazione molto forte di processi a livello locale che si manifestano come innovazioni. Queste varie iniziative che ho cercato in qualche modo di collocare
rispetto al luogo e rispetto alla complessità, possono essere iniziative in cui appunto sono presenti gli attori pubblici, in alcuni casi invece non sono presenti, e generalmente quando intervengono gli attori pubblici delle politiche improntate alle finalità che abbiamo visto prima sono politiche che in qualche modo si manifestano negli ambiti in cui le istituzioni pubbliche hanno autorità, quindi scuole, luoghi di cura giornalieri, e generalmente sono delle iniziative, delle politiche che comunque hanno come sfondo le politiche comunitarie. Un altro fatto importante nel momento in cui queste politiche nascono con la presenza forte dell'istituzione pubblica è la presenza di disponibilità di terra e di aziende da parte delle municipalità. Nel momento in cui c'è questo requisito ci sono poi generalmente tutta una serie di iniziative che si possono innescare. Allora, ho provato a fare dei piccoli esempi di alcune pratiche sugli orti urbani e sui parchi agricoli, mentre appunto il professor Barotto si soffermerà sulle pratiche di custodia e sulle pratiche di adozione. Quindi soffermiamoci un attimo sugli orti urbani. Gli orti urbani sono una tipica pratica che è nata come una cosa molto semplice, quindi coinvolgendo pochi attori, con una finalità del tutto limitata, e che invece si sta trasformando in qualcosa di molto ma molto più interessante. Se andiamo a guardare uno dei progetti più interessanti che ci sono in questo momento, quello di Torino, Mirafiori, orti di Mirafiori, si vede che si cominciano a distinguere gli orti spontanei dagli orti regolamentati, e si passa appunto da un'iniziativa degli orti che era semplicemente per gli anziani, fondamentalmente con questa finalità, con questo scopo, a orti urbani che sempre più vengono definiti orti urbani multifunzionali, e quindi non solo coinvolgono soggetti sempre più ampi, ma anche le funzioni che vengono date all'orto tendono ad essere completamente diverse, fino appunto alle iniziative di agricivismo e alle iniziative che in qualche modo utilizzano l'idea dell'orto per una strategia più ampia di approvvigionamento della città. Qui ci sono alcuni esempi. Mi avevano chiesto di portare della documentazione. La documentazione l'ho messa appunto nella stessa cartella, basta cliccare sulle parti sottolineate, e quindi per esempio in questo caso appare il regolamento di Milano metropoli rurale. È abbastanza assurdo dover prendere come esempio Milano-Torino, però in questo momento sembrerebbero due esempi particolarmente interessanti, diciamo nella linea di evoluzione che io ho cercato di tracciare sulla complessità, sulla multifunzionalità, sul coinvolgimento di più attori. Appunto sia il caso di Milano che il caso di Torino sono entrambi diciamo recenti e recepiscono tutta una serie di innovazioni che sono in atto. Nel caso di Milano appunto il regolamento che è del maggio appunto del 2013 individua fra le finalità appunto non solo la finalità del dare in qualche modo il passatempo all'anziano, ma nell'orto urbano individua una finalità molto più ampia, che è quella appunto del creare momenti di coesione, di inclusione sociale, ma c'è anche il tema appunto della riqualificazione di alcune aree della città, quindi del recupero di tutta una serie di spazi che in qualche modo non potevano essere sentiti come spazio pubblico perché erano assolutamente inaccessibili, e che diventano attraverso la costruzione degli orti invece uno spazio che può essere utilizzato. Vado molto rapidamente. L'altro esempio appunto che metterei fra quelli più evoluti è quello di Torino, in cui appunto le varie circoscrizioni hanno definito poi tutta una serie di regolamenti per i loro orti, con tutta una serie di norme su come l'orto deve essere portato avanti per effettivamente soddisfare determinate finalità.
E poi ancora il progetto nazionale dei urbani, quindi il protocollo Italia Nostra, ANCI e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che con questo approccio, quindi più evoluto, multifunzionale, in qualche modo sta cercando di espandere l'idea del blocco urbano multifunzionale in tutta una serie di realtà italiane. Questo invece è quello di Trieste. Mentre appunto degli esempi un po' più diciamo della prima stagione sono quelli appunto degli orti degli anziani, che troviamo un po' più sparsi nel Veneto, che hanno cominciato prima degli altri a portare avanti iniziative di questo tipo, però molto più circoscritta, come nel caso anche di Venezia. Mentre appunto un esempio straniero che in qualche modo può essere guardato come esempio in cui l'orto si inserisce in una strategia di pianificazione dell'approvvigionamento della città è quello della città di Bristol, in cui appunto il comune, anche in relazione al movimento cosiddetto delle transition towns eccetera, sta appunto riorganizzando tutta la rete degli orti a livello urbano in una direzione che è appunto molto più ampia e molto più strategica. Qui non vi sto a leggere, però c'è stata una dichiarazione di Barcellona sull'agricoltura urbana con una serie di richieste alla politica agricola comunitaria di cominciare a considerare effettivamente l'agricoltura urbana come agricoltura, e quindi ponendo tutta una serie di problemi sia per quel che riguarda i soggetti che in qualche modo sono beneficiari dei finanziamenti comunitari, ma anche appunto di far entrare tutta una serie di spazi nelle politiche di sviluppo rurale del prossimo periodo di programmazione. L'altra pratica, oltre agli orti, su cui appunto vale la pena soffermarsi, è quello dei parchi agricoli. I parchi agricoli generalmente sono delle iniziative, dei progetti, chiamiamoli così, poi li possiamo definire meglio, in aree di conflitto. Ho scelto la tipologia dei parchi agricoli perché è tipicamente periurbana, proprio perché appunto attraverso il parco agricolo si è cercato di sedare tutta una serie di conflitti, diverse domande che nascono generalmente nelle aree periurbane. Ma è anche il luogo specifico in cui si sta sperimentando la multifunzionalità, economie integrate tra città e campagna, un rapporto diretto tra produttore e consumatore. Generalmente queste aree periurbane sono aree che hanno terreni anche molto fertili, quelli intorno alla città sono generalmente, tradizionalmente, storicamente i terreni più fertili, ma sono anche quelli in cui ci sono testimonianze storico-culturali che in qualche modo possono agevolare una serie di strategie. Anche qua, come nascono i parchi agricoli? In realtà, se andiamo a guardare la situazione italiana, ci sono delle tipologie di parchi agricoli completamente differenti. Il primo parco agricolo sud di Milano, nasce appunto con un provvedimento di legge, quindi è una istituzione di governo in qualche modo a livello locale, ben definita, quindi con delle finalità, con dei ruoli ben definiti. Ma sono molto interessanti tutta una serie di altre esperienze che sono maturate più tardi, come il parco agrario della Piana di Prato, per esempio, oppure lo stesso tentativo di parco agrario intorno alla cintura padovana. Non ho potuto studiare il parco agrario di Verona, scusatemi, però proverò a farlo. E comunque questi altri parchi, quindi quello della Piana di Prato, quello della cintura padovana, nascono, o quello della Grande Bergamo, nascono essenzialmente come un processo spontaneo, come aggregazione di soggetti in cui il pubblico in qualche modo entra soltanto verso la fine, e che attori che sviluppano fra di loro un processo pattizio che appunto ha portato a risultati molto interessanti, non solo di salvaguardia del territorio, ma, come dicevo prima, innovazioni dal punto di vista delle pratiche sociali, della creazione di democrazia, della creazione di partecipazione all'interno di determinati
Una terza tipologia è quella che nasce invece all'interno degli strumenti stessi di pianificazione oppure in attuazione di progetti tipo progetti LIFE. In questa direzione per esempio il parco agricolo di Ferrara, oppure il parco ormai famoso di Ciaculli in Sicilia, nato appunto con un progetto LIFE. In quest'ultima situazione generalmente i risultati sono molto ma molto più difficili da ottenere, perché è evidente che quando il parco nasce come un bovino sulla carta e non nasce da quello che è diciamo, l'esigenza, il bisogno manifestato dalla popolazione, i risultati, il problema del coinvolgimento è un problema che si deve affrontare, mentre nell'altro caso il coinvolgimento è alla base e a monte del parco agricolo stesso. Qui appunto avevo messo come riferimenti alcuni esempi di quello che vi sto dicendo, però penso che i 10 minuti siano anche passati. Ecco, e quindi do la parola fra poco al professor Barotto per concludere appunto il quadro. Vi parlerà appunto delle pratiche di adozione, io l'ho chiamato così, non so se siete d'accordo, pratiche di adozione a distanza e pratiche di custodia, le ho distinte. Quindi nel nostro panorama di pratiche abbiamo pratiche di adozione che sono generalmente del soggetto urbano verso l'agricoltura, quindi dei patti che in qualche modo si vengono a stabilire in maniera indiretta tra i due mondi, e quindi una sorta di contratto in cui il consumatore urbano in qualche modo partecipa a quello che è la produzione in campagna, ma io direi che a questo punto non è semplicemente un problema di garantirsi come si fa nei gas un prodotto migliore, c'è un coinvolgimento, una sorta di diciamo di responsabilizzazione anche sulla salvaguardia di un patrimonio che altrimenti potrebbe essere perso. Cosa diversa dalle pratiche di custodia invece del territorio, anche della campagna e del paesaggio, che sono dei fenomeni molto più complessi, per questo li avevo messi molto a destra nello schema, perché sono processi di coinvolgimento molto avanzati della società civile, del volontariato, delle istituzioni pubbliche che entrano di volta in volta, generalmente nel momento in cui si cerca di recuperare delle aree che sono aree che in qualche modo si stanno perdendo all'agricoltura, quindi aree marginali che possono essere di montagna ma che possono essere anche intorno alla città, eccetera eccetera. Io chiudo qua perché mi sento proprio al filo conduttore preciso.